Bentornati a tutti in un nuovo video. Oggi parto da Rifugio Campomulo, da dove partono gli impianti di sci da fondo, e proverò a fare il sentiero che va verso Malgamolina. Ne ho sentito parlare un gran bene e si parte. Ciao a tutti, e fra poco vi farò anche ritrovare una persona. Allora si comincia ad addentrare nel bosco, ma qui l'ospite speciale di giornata ritorna a grande richiesta, l'uomo verde. Carissimi, buongiorno. E chi meglio di lui, che ormai è un pastore, può raccontarci di queste zone, può raccontarci di questi boschi. Dai, che piano piano abbiamo delle storie da raccontarvi. Malgafiara 1617. Il nostro viaggio prosegue. Giustamente un momento musicale che mi ha fatto notare l'uomo verde, che è laggiù. Fiara è una canzone dei Solstafir, quindi qua siamo alla Malga di Solstafir, giustamente. Nel frattempo, oltre a tanti sciatori fondisti, si comincia a vedere anche qualche camminatore e noi ci addentriamo in questo bosco. Attraversando paesaggi tipo boschivo, molto belli. Qui la leggenda vuole che ci sia il lupo, noi lo stiamo aspettando perché gli vogliamo bene e non bisogna aver paura del lupo. Giusto? Giusto? Il lupo non fa paura. Eccoci arrivati a Rifugio Moline. Bella passeggiata in questo contesto, direi molto norreno, quasi. E adesso ci mangiamo un bel panino, facciamo un po' di sosta. Sosta fatta. Sarebbe stato utile anche berci una buona birretta, ma purtroppo il rifugio era chiuso. Adesso noi proseguiamo, che abbiamo altri 9 km e si scende giù. Ecco qua che riflessione della giornata. No, una cosa molto importante che mi è venuto guardando sto paesaggio qua, no? Che se il bosco non ha preso possesso di queste aree verdi, dove poi in aprile e maggio
cresce l'erba, è grazie all'attività delle malghe, dei mandriani e dei pastori che pascolando tengono fermo il bosco. Infatti volevo dire un tema forte, volevo toccare un tema forte che è quello della tempesta Vaia, no? La tempesta Vaia non è stata solo quella tempesta che ha sradicato molti alberi e cose di questo genere qua, è stata anche quella tempesta che ha ripulito, abbattendo gli alberi, vecchi pascoli, vecchie maghe, ha riaperto vecchi pascoli e vecchie maghe che erano state abbandonate con la crisi del settore di 40-50 anni fa. Perché il tema fondamentale è sempre questo, che la natura è sempre in grado di autoregolarsi e autocompensarsi. Infatti se una volta era pascolo, quando è stato abbandonato il pascolo ha preso posto il bosco. E adesso a quanto sembra alcune maghe, alcuni pascoli verranno riaperti e riprenderà il passo il pascolo. Questo è un tema secondo me molto importante, perché non è che una tempesta come quella di Vaia è venuta solo nel XXI secolo, magari anche nel XVI, XVII secolo l'uomo, sfruttando questa tempesta, ha riportato coltivabili o allevabili determinati terreni, giusto o Ha sbagliato. creato nuove risorse, giusto? Nuove risorse, sì, giusto o sbagliato che possa essere in base al proprio punto di vista. Secondo il mio punto di vista questo è stato anche un bene, insomma. Dopo alberi ne sono rimasti in piedi, ne nasceranno di nuovi, ne moriranno di altri, quindi è il ciclo della vita, la natura è così. Non c'è niente da stupirsi o meravigliarsi, insomma. Allora adesso lo faccio io il momento riflessivo con questa immagine dell'uomo verde seduto sul muretto in questo bello spiazzo che abbiamo trovato durante il ritorno. La mia riflessione riguarda al silenzio. Vi ho fatto vedere delle immagini anche prima dove Michele camminava davanti con la sua tenuta alternativa, o forse, come la dico io, esclusiva, vera, sincera, onesta, e mi dava proprio l'idea della pace e del silenzio. Nella montagna ci si ritrova e si riesce ad assaporare anche la parte migliore di sé. Per questo io vi invito a conoscere la montagna e a lasciarvi conoscere da lei. Allora a un certo punto abbiamo visto il rifugio Campo Muletto e non abbiamo potuto fare a meno. La diretta ci vuole sempre, sulla via del ritorno è ancora più buona. Poi qua c'è un bel po' di gente, sembra che tutto stia tornando alla normalità, speriamo dai, forza e coraggio. Eccoci tornati al parcheggio, tornati al rifugio Campomulo da dove partono le piste dello sci di fondo. Qui sembra che un po' di vitalità sia tornata, sembra che piano piano la vita cominci a riprendere il suo corso, c'è musica, c'è gente. Dai, speriamo in bene. Con questo video voglio salutarvi dicendo di non avere paura del lupo, non avere paura dei lupi interiori e non avere paura dei lupi della vita quotidiana. Affrontate sempre la vita con un sorriso e con
leggerezza. Ciao a tutti, alla prossima.